I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI. TGR, giornale radio della Lombardia. Milanese d'adozione, siciliano di nascita, Ignazio La Russa è il nuovo presidente del Senato. Respinta la richiesta di rito immediato per l'omicidio di Carol Maltesi, la 26enne uccisa e fatta a pezzi a Rescaldina. L'imputato è Davide Fontana, con cui aveva una relazione. Il Museo di Santa Giulia a Brescia ospita Vittoria Lomasco, artista dissidente russa, le sue opere uscite clandestinamente. Venerdì 14 ottobre San Fortunato alle 7:18 la prima edizione del Gazzettino Padano, il giornale radio della Lombardia. Buongiorno da Alice Monni e da Marzio Quaglino, che vi parla grazie alla regia tecnica di Danilo Ambra e Antonino Faranda. Sentiamo qual è la situazione su strade e autostrade lombarde. Linea a Lorenzo Zappullo di Radio Traffic. Grazie, bentrovati. Sulla A4 Milano-Venezia un mezzo in avaria provoca code tra Dalmine e Cavenago in direzione del capoluogo lombardo. Si viaggia inoltre lentamente per lavori sulla 1 Milano-Bologna tra Basso Lodigiano e Lodi, anche in questo caso verso Milano, sulla A22 del Brennero tra Pegognaga e Reggio Lorolo in direzione Modena e sulla A9 Milano-Como-Chiasso tra Comocentro e Montelimpino in direzione della Svizzera. Buon viaggio. Ed ora le previsioni del tempo dal Centro Geofisico Prealpino di Varese, Paolo Valisa. Una perturbazione a nord delle Alpi porta oggi nuvole ma senza piogge. Le previsioni per oggi: via via nuvoloso a partire da Piemonte e Lombardia occidentale, all'alba foschia e banchi di nebbia. In giornata nuvolosità più estesa su Alpi e Prealpi, ma con ancora schiarite sulla pianura. Sarà comunque asciutto, solo qualche goccia limitata alle Alpi dal pomeriggio, con limite neve oltre i 2400 metri. Le temperature minime tra 9 e 12 gradi, a 1200 metri 8, le massime tra 17 e 19. Domani sabato in parte soleggiato, con nuvolosità bassa e regolare a tratti estesa, asciutto, le massime tra 18 e 20 gradi, nebbie durante la notte e all'alba. Per domenica passaggi nuvolosi estesi sulla pianura ma senza piogge, sarà invece più soleggiato sulle Alpi e sulle Prealpi e nel corso del pomeriggio. Intanto a tutti auguriamo un buon fine settimana. Il Gazzettino Padano. Primo servizio del Gazzettino Padano di oggi dedicato alla politica. Ignazio La Russa, il nuovo presidente del Senato, ha iniziato l'attività politica a Milano negli anni 70, un'elezione avvenuta senza l'appoggio di Forza Italia, ma con i voti di una parte dell'opposizione. Ad aprire la seduta un'altra milanese, la senatrice a vita Liliana Segre. Un mazzo di rose bianche per Liliana Segre, che ha aperto la legislatura come senatrice più anziana. Per Ignazio La Russa, cofondatore di Fratelli d'Italia, è l'inizio del mandato come presidente di un Senato con meno senatori e un discorso che deve parlare anche alle opposizioni. Tutti chiedono lavoro, dignità, sicurezza, benessere. Tocca a noi, maggioranza e opposizione, provare a dare le risposte giuste e urgenti. Proprio dalle opposizioni sono arrivati i voti decisivi per la sua elezione. Quasi tutti i senatori di Forza Italia non hanno partecipato. Silvio Berlusconi sì, ma nel giorno del suo ritorno in Parlamento dopo 8 anni dice che serviva dare un segnale contro i veti degli alleati. Voto segreto, PD e Terzo Polo si accusano a vicenda di aver aiutato La Russa, 75 anni, siciliano cresciuto a Milano, prima nel Movimento Sociale, poi in Alleanza Nazionale nel PDL, ministro della Difesa. In aula La Russa ricorda il clima degli anni 70, cita la morte di Calabresi, Ramelli, Fausto e Iaio. Oggi potrebbe essere il giorno decisivo per la scelta del Presidente della Camera. Alessandro Franzi, TGR Lombardia. Udienza preliminare nel processo per l'omicidio di Carol Maltesi, la 26enne uccisa e fatta a pezzi da Davide Fontana, con cui aveva una relazione. Respinta la richiesta di rito immediato. Ha ucciso Carol Maltesi, la ragazza con cui aveva una relazione, durante le riprese di un video hard a gennaio, e ha fatto a pezzi il cadavere e lo ha gettato in un bosco. L'ex bancario 43enne Davide Fontana, durante l'udienza preliminare a Busto Arsizio, ha fatto una breve dichiarazione in aula. Ermanno Talamone, avvocato di parte civile. Si è dichiarato pentito, ha detto che non ha il coraggio di guardare in faccia i genitori di Carol per quanto riguarda le nostre posizioni specifiche, però ha voluto sottolineare che non aveva nessuna preordinazione né premeditazione nell'eseguire
quello che è successo. Chi voleva bene a Carol, uccisa a solo 26 anni e madre di un bimbo di 6, spera nella giustizia. L'avvocato di parte civile Emanuela Scalia. Presenzieranno anche i genitori di Carol? No, non ci saranno. La madre, tra l'altro, le condizioni di salute sono peggiorate. Il processo inizierà in tribunale a Busto Arsizio con il rito ordinario il 24 ottobre. Roberto Rotondo, TGR Lombardia. Eccesso colposo di legittima difesa. Questa è l'accusa alla chiusura delle indagini per l'ex assessore leghista di Voghera che un anno fa aveva ucciso un uomo di origini marocchine. Eccesso colposo di legittima difesa è l'accusa dei magistrati nei confronti di Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla sicurezza del comune di Voghera, che la sera del 20 luglio 2021 uccise con un colpo di pistola in piazza Younsel Bussettawi, 39enne marocchino. Per la procura dunque Adriatici avrebbe reagito in modo sproporzionato ma non intenzionale all'aggressione della vittima, ripresa anche dalle telecamere di sorveglianza. Delusi, i familiari di Bussettawi contestano la ricostruzione, pensano a un gesto volontario. L'avvocato Marco Romagnoli. L'autopsia che individua una traiettoria intracorporea del colpo che va dal basso verso l'alto, il tipo di munizionamento, sono tutti elementi che ci lasciano più che perplessi. Anche i legali di Massimo Adriatici non condividono l'impostazione della procura che ha chiuso le indagini, ma per il motivo opposto. Ritengono ci sia stata una piena legittima difesa da parte dell'ex assessore, l'avvocato Gabriele Pipicelli. In quel momento aveva una percezione di un serissimo pericolo per la propria vita, per la propria incolumità. Adriatici, che è già stato sentito dagli inquirenti, valuterà se farsi interrogare ancora. Maria Chiara Grandis, TGR Lombardia. È uscita dal carcere la donna di 85 anni condannata a 8 mesi per occupazione abusiva di un alloggio, deciso il differimento provvisorio della pena. Ad aspettarla all'uscita c'erano una figlia e una nipote. Dopo 2 settimane ha potuto finalmente lasciare il carcere la donna di 85 anni non autosufficiente, finita a San Vittore perché condannata ad 8 mesi per l'occupazione abusiva di un appartamento. Il giudice aveva in realtà deciso la sospensione condizionale, ma la donna prima non aveva lasciato l'alloggio occupato e poi si era resa irreperibile a controlli. Così la procura di Milano aveva disposto l'esecuzione della pena e a fine settembre era stata portata in carcere, tra lo sgomento dei familiari. Deve capire anche lui chi mette in galera. Perché non mette assassini, quelli che fanno reati gravi? Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto il differimento della pena in via provvisoria e sono in corso verifiche per capire se i parenti da cui andrà a stare sono in grado di occuparsi di lei. Il caso, sollevato dall'Associazione Antigone, sembrerebbe risolto, ma restano l'amarezza e l'incredulità sul possibile cortocircuito della macchina della giustizia. Sentiamo il garante dei detenuti del Comune di Milano, Francesco Maisto. Si tratta di una situazione emblematica che si sta verificando sempre più spesso nel sistema penitenziario italiano, in cui persone emarginate vengono arrestate e portate in carcere anche quando non ci sia stato un arresto in flagranza. Luigina Venturelli, TGR Lombardia. Al Museo di Santa Giulia a Brescia espone un'artista russa dissidente, opere uscite grazie al consolato francese che raccontano la storia politica degli ultimi anni e per questo considerate scomode dal regime. Dopo Zeradon e Badiuzzao, la russa Victoria Lomasco, ancora un artista dissidente in mostra a Brescia, The Last Soviet Artist al Museo di Santa Giulia dall'11 novembre. Le mie opere sono uscite furtivamente dalla Russia grazie al consolato francese, ha raccontato Victoria Lomasco. Sono scappata come quasi tutti i miei amici, un artista reporter che rappresenta la realtà spesso dal vivo mentre accade, testimone irriducibile come Badiuzzao. Insieme hanno incontrato la città a Palazzo Loggia in vista del Festival della Pace. Brescia mi ha accolto e proiettato nel panorama internazionale, ha ricordato Badiuzzao, che ha lavorato tra le mura del Museo di Santa Giulia, come sta facendo Victoria, un luogo che potrebbe diventare, secondo la curatrice delle mostre Elettra Strambulis, la residenza per artisti dissidenti che manca al nostro paese. Brescia, Pierluigi Ferrari, TGR Lombardia. Ed ora, come sempre, sfogliamo insieme i quotidiani oggi in edicola. La rassegna stampa è curata da Alice Monni. Pubblica a Milano, caro energie, i negozi hanno già spento la luce. In Buenos Aires e Corso Vercelli alla sera non passa più nessuno. E poi la zona a traffico limitato al quartiere Isola, partenza entro l'anno. Ancora caro energia sul Corriere della Sera. ATM inverno a temperatura variabile. Tram e bus giù di 2 gradi ma in base ai valori esterni. A2A serve un patto con i cittadini. Il Corriere torna sul tema stadio. Il dibattito pubblico si accende sui costi, previsti quasi 1,3 miliardi.
L'impatto dei rincari anche sulla stampa locale, sul giornale di Brescia, Natale a luci spente, taglio alle luminarie per il caro bollette. Bollette leggere alle famiglie con i soldi dell'idroelettrico e il titolo della provincia di Sondrio, 1 o 2 mensilità gratuite ai nuclei in difficoltà. Condomini in allarme, scrive la provincia di Lecco, proviamo a risparmiare gli amministratori, la manutenzione degli impianti aiuta. Allarme siccità nelle pagine nazionali del giorno, la sete è infinita, fiumi e laghi a secco come in piena estate, riserve solo al 30%. Sulle pagine milanesi, autistico senza terapia per un errore, la madre di un 13enne diffida ATS, in cura a Varese il voucher inviato a un altro centro nel milanese. Fotonotizie sul caro vita visto dall'ortomercato di Milano, frutta e verdura come gioielli, aumentano gli acquisti di ortaggi poveri come patate, cipolle e verze. La cronaca sull'Eco di Bergamo, in 6 giorni una strage sulle strade, Alessio 16 anni è la quinta vittima, sentiamo il direttore Alberto Ceresoli. Anche l'Eco di Bergamo apre il giornale oggi in edicola occupandosi dell'elezione alla presidenza del Senato di Ignazio La Russa e poi con la presenza dei parlamentari bergamaschi in aula. A centropagina la morte di Alessio Duranti, 16 anni, che mercoledì pomeriggio si era schiantato contro una cancellata in moto a Casirate. Purtroppo non ce l'ha fatta, il suo cuore ha cessato di battere ieri pomeriggio. Ci occupiamo poi di povertà. Pur avendo il lavoro sono a rischio quasi 25.000 famiglie bergamasche che fanno fatica ad arrivare a fine mese e poi questa sera ospite di Bergamo Scienza in città il premio Nobel per la medicina Craig Mello. Grazie ad Alberto Ceresoli. Sulla Gazzetta dello Sport 2 titoli sulle milanesi, più Euro più Inter, i soldi della Champions per la svolta e Skriniar. Origi ci sei? Ma il titolare è senza reti, al Milan serve il bomber. Ed era questo l'ultimo titolo per la prima edizione del Gazzettino Padano di oggi. L'informazione regionale prosegue su Rai 3 con Buongiorno Regione, poi il Gazzettino Padano torna come sempre alle 12:10. A tutti l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio della Lombardia.